Bossi che ha creato la Lega, io sono sindaco grazie a Bossi, mica grazie a qualcun altro. Oggi con questo tipo di sparate rischia di danneggiare la Lega, quindi di danneggiare la sua creatura. Bossi il conte Ugolino dell'inferno dantesco. Non nasconde l'amarezza Flavio Tosi dal mercato di Piove di Sacco nel Padovano in vista del ballottaggio di domenica per i duri strali lanciati da Umberto Bossi contro la Lega 2.0 di Roberto Maroni, accusato senza mezzi termini di tradimento. Penso sia una polemica poco utile. Maroni è stato eletto segretario federale meno di un anno fa, con un congresso unanime, con un solo voto contrario, quindi credo che sia una polemica che non aiuta. Sarebbe meglio fare proposte, abbiamo le famiglie e le aziende in difficoltà, è meglio pensare a quello che non alle baruffe. Fa quadrato su Maroni la Lega Nord, lo fa persino dalle pagine della Padania con il direttore Aurora Lussana a lanciare l'ultimo disperato appello al Senatur. Serve un padre, non un padrone. Un momento difficilissimo per la Lega che in Veneto a Treviso si gioca il tutto per tutto, puntando sullo sceriffo Gentilini. Per fortuna sono le comunali, siccome la gente è intelligente e sa l'importanza del voto alle comunali, perché voti per il tuo sindaco, non voti per Roma, per l'Europa, per un'altra roba, voti per casa tua, per il tuo sindaco. E quindi secondo me sapranno distinguere nettamente i due piani. Fronde pronte in Veneto, Tosi le esclude. Chi è leghista resta fedele al simbolo e agli ideali, sostiene. La speranza adesso è una sola. Io spero che le polemiche finiscano, poi è chiaro che, ripeto, quando uno ti attacca, taci, poi alla fine ogni tanto magari sbotti.